Nessuna novità ufficiale in casa Akragas, ma solo voci esterne che evidenziano una grande confusione di notizie. Ricordiamo che l'Akragas è in silenzio stampa, almeno così si dice. Per cui ciò che si afferma senza una nota stampa, come si è sempre fatto, o che si sente o che si legge, sono solo delle illazioni pure. Ora, che si sia chiuso un ciclo è abbastanza evidente. C'è solo da salvare il salvabile e le soluzioni dovrebbero essere ponderate con rispetto verso i colori sociali, anche dalla stessa società. Guardarsi attorno in questi momenti così delicati serve a ben poco e non si ritiene che vi siano imprenditori pronti a prelevare il club per amor di patria. Quale soluzione allora? Nei tempi andati si consegnava la squadra al sindaco, che in mezzo a tante problematiche cittadine riusciva a coinvolgere gente disposta a dare una mano d'aiuto. Se anche questa soluzione andasse a vuoto, il baratro è veramente sotto i piedi. Intanto in casa Nissa Nicolò Terranova non è più il tecnico bianco scudato, infatti il presidente Luca Giannone, insoddisfatto dei risultati della sua squadra, ha pensato di esonerare il tecnico mazzarese, che tra l'altro ricordiamo è stato artefice della promozione della Nissa in Serie D, ma precedentemente anche dell'Acragas, e ha provveduto tempestivamente ad ingaggiare un nuovo allenatore. Di chi si tratta? Si tratta di Giovanni Campanella, uno dei tecnici più esperti, più preparati e soprattutto più vincenti della categoria, avendo conquistato in carriera diverse promozioni, esattamente 8. Anche in eccellenza ci sono dei movimenti di mercato. Infatti l'Unitas Sciacca ha comunicato ufficialmente che i calciatori Piero Concialdi e Gioacchino Niosi, su loro espressa richiesta, hanno deciso di interrompere il rapporto con la società. L'estroso attaccante Concialdi dovrebbe casarsi sempre in eccellenza con l'attuale capolista Athletic Club Palermo, che mercoledì prossimo, 20 novembre, affronterà in Coppa Italia. Scendendo di categoria, in terza, Atletico Favara e Don Bosco hanno vinto a son di reti ed ora guardano tutte dall'alto. Entrambe mantengono un punto di distacco sulla coppia Burgio e Favara Calcio e 2 punti su Atletico Gattopardo e Bovo Marina Montallegro.